Mi sono appena svegliato. È un poveraccio. Perché la famiglia è importante, è un valore prezioso. Ma puoi mettere l'abbraccio di tua moglie. Un dialogo ritrovato con tua figlia su cose importanti. Ah, vabbè, ma stai sempre acceso, ma che ti sei trasferito? La figlia è una cafona. Se sto sempre al bagno e non al cesso, un motivo ci sarà. Forse c'è un ripetitore che mi fa prendere meglio. Ma poi con se sta al cesso. Cesso è tutto tuo, dai. Rompi i coglioni. Sempre. Io quando sono cesso. Papà! Se ne fanno! La maniglia, vedi muovere quella maniglia. Sembravano due fari, due docce. Questa è la sintesi. Così, È la sintesi. così accecante. Sembrava di vedere il sole quando lei rideva. La maniglia. Fulvio, quando un uomo si sente addosso quello sguardo, quell'espressione, ma è inevitabile che gli esploda qualche cosa dentro. Tu pensi che io ci ho avuto soltanto un infarto, ma io ce ne ho avuti 3, 4, non lo so nemmeno io quanti ce ne ho avuti. Grande Camino. Il primo sicuramente quando ci siamo visti la prima volta. Poi il secondo quando mi ha accarezzato. Che Carletto, che E il canotto. terzo quando ci siamo baciati. Stavo per rimetterci le penne, Fulvio, lo sai. Però se qualcuno mi facesse la fatidica domanda, Ernesto, ne è valsa la pena? Io risponderei, ne è valsa la pena! Ne è valsa veramente la pena! No, adesso non volare, adesso regalaci ancora un'immagine. Che pezzo questo. Ah, me la dovrei mettere sotto, ma ne è valsa la pena di qualunque cosa. Abbia per dubbio, mi compro questo, faccio sta rata, ma non lo so, e poi chissà, ma che diranno, e che diranno, e che ma manco lo potranno raccontare, magari manco lo potranno vedere, che manco te l'hanno consegnato, manco, adesso magari non loro, e fallo, e te la vuoi comprare, te la vuoi fare quel piano, e vai! Ma ne è valsa la pena. Se lo puoi fare, fallo. Vivi. Vivi. Ora puoi vivere. Ieri è passato e domani che lo sa. Secondo te sto male? Mi sono svegliato. Ne è valsa la pena. Viva la vita.